Minutaggio fantastico finché per fortuna ci ha rivelato Medical Group. Mister Michele Florindo, un commento generale sulla gara. È stata una partita bella, combattuta dal primo all'ultimo minuto e credo che la squadra abbia prodotto anche delle situazioni importanti e creato delle occasioni importanti per far gol, però non ci siamo riusciti e purtroppo loro invece sono riusciti a capitalizzare la palla nel secondo tempo e sono riusciti a portare a casa la partita. Mi dispiace, ma sinceramente ho poco da recriminare ai ragazzi visto il volume e l'intensità della partita di oggi. Mi dispiace solo per il risultato, ovviamente. Ci tenevamo tutti, io per primo, a portare a casa dei punti oltre alla prestazione che oggi comunque è stata di livello assoluto. Andrea? Quanto è stato difficile affrontare la capolista dal punto di vista tattico, vista da lei? Ma no, sapevamo che era una squadra che aveva delle individualità importanti, abbiamo cercato di arginarle il più possibile, però in un'unica situazione dove hanno trovato la ripartenza sono riusciti a trovare il gol, però per il resto insomma la partita i ragazzi l'hanno preparata bene e abbiamo anche creato diversi presupposti per fare gol, però purtroppo oggi non voleva entrare. Questo è un risultato che delinea in maniera definitiva la vostra stagione, diciamo che a questo punto sarà dedicata al mantenimento del secondo posto? Ma no, da questo punto di vista mancano ancora 16 partite e ci sono 48 punti in palio, quindi manca ancora tantissimo ed è normale che il divario in questo momento è tanto, però allo stesso tempo noi dobbiamo lavorare su di noi per crescere, per continuare il nostro percorso, perché si passa da questo per cercare di fare un girone di ritorno importante. Sì, mister, come ha detto lei, loro hanno grandi individualità davanti e molto spesso giocando quasi uno contro uno avevano portato fuori quei difensori. Mi chiedo se questa è una cosa che pensava i suoi giocatori anche di duelli potessero preparare meglio, potessero prevedere di più, perché tante volte è sembrato quasi che con qualche movimento di troppo i difensori sono stati un pochettino in difficoltà. No, i miei difensori qualche volta sono andati in difficoltà perché comunque abbiamo affrontato degli attaccanti fortissimi per la categoria e come sono andati in difficoltà i difensori loro, sono andati in difficoltà anche i nostri. Il calcio è duello, è uno contro uno, l'abbiamo accettato in certe situazioni e questo fa parte della partita che si è giocata oggi. Non ho cose in particolare da rimproverare, anche perché purtroppo nella situazione in cui abbiamo preso gol avevamo anche recuperato con la marcatura preventiva la palla, quindi da un punto di vista del posizionamento eccetera i ragazzi hanno fatto una buona partita sia dietro che in mezzo al campo. Alberto, domande? Visto sul gol preso, c'è troppa frensia vostra di vincere, siete fatti trovare scoperti? No, ma allora in quella situazione lì siamo andati al cross, la palla è stata ribattuta, loro hanno calciato, Leo in preventiva ha anticipato l'avversario, solo che la palla sullo stop è andata un po' lunga e loro hanno giocato subito palla in avanti e sono ripartiti. E in quel momento lì Leo era tagliato e abbiamo cercato di rimediare con gli uomini che avevamo, era stato bravo anche Sperandio negli altri due tiri, però ripeto fa parte, c'è anche la bravura dell'avversario e nella fattispecie credo che abbiano fatto una grande ripartenza loro e anche in quel caso lì insomma s'era quasi rimediato. Altre domande? Sì, un'altra. Adesso non intendo. Quanto, non dico difficile, però quanto sarà particolare per lei dal punto di vista mentale tenere la squadra sul pezzo sapendo che
Ora c'è un divario importante con la prima e l'obiettivo è quasi il secondo posto, comunque fare il meglio possibile, pur avendo il primo avversario così distante, quanto sarà difficile tenere la squadra sul pezzo dal punto di vista mentale. Ma non sarà difficile perché sono consapevole del fatto che oggi abbiamo perso una battaglia, però da qui alla fine dell'anno faremo di tutto per ottenere più punti possibile, per onorare la nostra maglia, per onorare i nostri tifosi e per la soddisfazione personale di fare il meglio possibile. Io da questo punto di vista non avrò difficoltà, ripeto, oggi è un boccone amaro e difficile da mandare giù, però da domani lavorerò già per preparare la prossima partita e per continuare il nostro percorso di crescita. Altre domande? Posto? L'ultima, stai aspettando qualcosa di più da chi è entrato, oppure se una partita si è messa dalla loro parte, diciamo, Forse no, da chi è entrato, però nel complesso c'è mancato magari un po' di precisione sui cross, su quelle situazioni lì. Abbiamo messo dentro qualche palla un po' troppo frenetico, in ritardo, non con la giusta qualità, però insomma il campo era pesante, l'avversario metteva pressione, ecco, forse quello ci è mancato negli ultimi 20 minuti. Tommaso Sperandino, oggi le parate tue tutte ottime, non sono purtroppo bastate a finire il risultato. Che partita hai visto dai pali? È una partita molto aperta, loro giocavano bene, ci stavano aspettando lì pronti al nostro sbaglio per ripartire in campo aperto. Noi invece fin dal primo minuto li abbiamo messi lì alle corde, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni che è stato bravo il portiere loro e dopo il secondo tempo purtroppo sulla nostra disattenzione ci hanno puniti. Ecco sì, il primo tempo molto vivace, molto positivo il Treviso. Nella ripresa forse è stato usato il colpo, che cosa ne pensi? Abbiamo perso il terreno e tutto quanto. Sì, abbiamo un po' sentito il gol, non l'abbiamo lasciato indietro e abbiamo proseguito la nostra gara e questo ci ha un po' penalizzati. I cambi purtroppo ci hanno dato una mano, ma non ci siamo riusciti alla fine a portare a casa almeno il pareggio. Ecco, ora la capolista va a più 15, i sogni di un'ipotetica promozione sono fondamentalmente infranti, quindi ora l'obiettivo è consolidare il secondo posto. Ma come si vive ora la situazione in questo girone di ritorno? Il campionato fino alla fine, finché la matematica non dice che è finito, cioè, almeno io ci credo, la squadra ci crede, quindi non demordiamo e andiamo avanti. Già a Montecchio secondo me sei stato il migliore in campo, questa è la seconda partita consecutiva in cui sei il migliore, ti rendi conto anche te di questa tua crescita costante di partita in partita? Finalmente ho l'opportunità di mettermi all'opera, all'inizio del campionato ero un po' poco impegnato, adesso pian piano sto venendo fuori e sì, grazie anche ai lavori che stiamo facendo in campo sto crescendo pian piano. All'inizio ero un po' in difficoltà, adesso sto entrando un po' al lavoro. E da martedì si torna in campo per gli allenamenti, come si supera una sconfitta del genere? Continuando a lavorare e dando sempre il massimo. Adesso andiamo a Breno e dobbiamo dare il massimo, punto, non c'è altro. Domande? Tommy, quanto ti senti migliorato come giocatore dopo questi 6 mesi qui? A tutto tondo, insomma. Abbastanza perché diciamo proprio mentre eravamo in ritiro mi sentivo un po' arrancato, ero un po' come indietro. Adesso anche durante gli allenamenti vedo che si riesco a dare sempre di più alla squadra e mi stanno arrivando le opportunità anche per darlo in campo. Alberto? Oggi la palla più difficile qual è stata? La Subeltrame al primo tempo o la doppia? Subeltrame al primo tempo, non me l'aspettavo, è arrivata un tiro rapido così, ho fatto tempo a mettere la mano, distinto proprio, neanche
niente di più e è uscita. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.